Va ora in onda la rassegna stampa. Oh, che fretta, ragazzi! Oh, 7:29. Ma cosa sei caduto giù dal letto stamattina? Stavo finendo di pulire, di decalcificare la macchinetta del caffè, perché io sono un tipo pulito. Qualcuno potrebbe pensare il contrario, noi leghisti sporchi, brutti, cattivi, un po' fascisti. Invece no! Noi puliamo, togliamo il calcare col piumino alla macchinetta del caffè. No, scherzi, avevo 10 minuti di tempo e ho detto, tra una notizia e l'altra, mentre preparo una succulenta rassegna stampa per i miei ascoltatori, ho disinfestato un po' la nostra macchinetta del caffè, che chiaramente, sai, è la cosa più importante in questa radio. Si può rompere il microfono, il trasmettitore, eccetera, ma se la macchinetta del caffè non va, non abbiamo più senso, la nostra vita non ha più senso. Buongiorno, c'è Francesco in regia anche oggi, non manca. È caduta? Non è ancora caduta l'insegna, perfetto, lui ci passa sempre di sotto in zona, quindi non ti ha beccato. Possiamo anche partire dando il buon mattino a Sammy Varino, cioè a me stesso, a tutti coloro che scelgono un'informazione alternativa come la nostra. Non vi annoiamo con i soliti titoli, con le solite notizie. Certo, teniamo presente ciò che accade al mondo, ma cerchiamo di portarvi le notizie che non ci sono, che non compaiono, che vengono zittite sugli altri quotidiani, e questa si chiama controinformazione anche musicale. Ricordate che ogni mezz'ora Sammy Varin trasmette un artista indipendente che non è conosciuto a livello nazionale, non sanno chi sia, ok? Perché? Perché sono artisti magari nuovi alla prima registrazione o magari con un'esperienza pazzesca, che però non hanno soldi, non sempre, ma scelgono a volte di non entrare in quei business pazzeschi, dove sappiamo purtroppo è tutto un magna. A proposito di magna, domani è mercoledì, forse ce la facciamo a mezzogiorno col magna, perché ogni mercoledì c'è sempre un appuntamento, c'era un convegno, c'ho un fracco di appuntamenti da leggervi targati Lega, ma non solo, in giro per l'Italia, approfittando chiaramente dei weekend estivi. Intanto le notizie dell'ultima ora di questa notte. Il Corriere apre con caldo record, la Lombardia e altre regioni, bus gratis, ore di stop al lavoro all'aperto. Bus gratis è interessante. Secondo il climatologo, Roma ormai è come Tunisi. Chiaramente possiamo fare tutte le battutine che vogliamo, noi lo diciamo da 20 anni che questi volevano veramente ridurla come Tunisi, ci sono cammelli in giro che si abbeverano alle fontane e noi naturalmente insieme a loro. Le ordinanze regionali per fronteggiare l'emergenza caldo. In Lombardia limitazioni fino al 15 settembre durante i picchi di calore. Nel Lazio ferme le attività all'aperto dalle 12:30 alle 16 nei giorni più a rischio. Questa è l'apertura del Corriere. E poi naturalmente il maltempo che fa sempre, ormai lo dobbiamo dire, danni. Qui in Lombardia c'è stato un po' di vento questa notte, ma a Bardonecchia è esondato il Rio. Frejus muore commerciante di 70 anni. Valtellina frana nella zona del disastro dell'87. Vediamo l'apertura di Repubblica. Siamo sul sito elettronico naturalmente, quindi sono le notizie aggiornate a questa mattina. Anche qui il provvedimento: vietato lavorare al sole, le regioni varano la norma anticalore. E poi certo City Life, il boato e la fuga, cede l'insegna sul grattacielo, tra le cause anche il caldo. E adesso ci sono i complottisti che stanno accendendo la polemica, chi si intende di antenne, chi le ha montate, chi ci ha lavorato, chi si è beccato le onde elettromagnetiche come il sottoscritto Sammy Varin per 50 anni, ma vedete quanto so bello con le onde elettromagnetiche, qualche dubbiettino ce l'ha, perché insomma ci sono impianti d'antenna
pesantissimi, giganteschi, che hanno resistito per 50 anni, e avere 40 gradi, 60 al massimo su questi blocchi, su questi tralicci, non ha mai fatto assolutamente nessun problema. A City Life sì, chiaramente i gomblottisti dicono cose strane rispetto alle persone normali, sarà naturalmente la vostra scelta pensarla come volete pensare. C'è l'intervista su Repubblica all'architetto Cucinella che dice: il clima influenza gli edifici. Non vi ho detto del WhatsApp. Sì, ragazzi, e questa è la prima rassegna stampa. Rassegnatevi, non è una rassegna stampa, l'avete già capito da questi primi minuti, ma è un qualcosa a cui potete partecipare voi stessi. Se volete, anche venendo qua in studio, assolutamente, il nostro regista Francesco vi apre, vi offre un caffè padano appena pulito la macchina del caffè, e naturalmente non venite a mani vuote. Noi consigliamo brioche, ma anche un bel salame di 1 metro va benissimo, lo possiamo mangiare entrambi. No, lui no, sei a dieta, giusto? Niente salame, bravo, lo dai a me, non c'è problema, mangio io. Se non potete venirci a trovare perché avete paura di City Life che vi cada l'insegna sulla testa, tranquilli, potete tranquillamente inviarci un salame inviarci un WhatsApp, se anche il salame via posta ci sta, c'è qualcuno che lo fa. No, inviate un messaggio al 340 67 09 659. Vi faccio le estrazioni del letto, che siete un po' addormentati stamattina perché avete dormito bene stanotte col freschetto. Estrazioni del letto: 3 4 0 6 7 0 9 6 5 9. Abbiamo trasmesso le estrazioni del letto. Con questi numeri non vincete assolutamente niente, ma vi mettete in contatto direttamente con la redazione di Radio Libertà. Wow, dite niente. 340 6709 659. Avete problemi d'amore, affari, lavoro? Mago Varin può aiutarvi insieme al fattucchiere Francesco che vi prevede il futuro. 340 6709 659. Scrivetemi che vi rispondiamo in diretta. Hai finito di fare il pirla? C'è qualcuno che va bene. D'altronde la verità te la devono dire, qualcuno te la deve dire. Se non te la dice la mamma, il papà, la fidanzata, ci pensa l'ascoltatore. Grazie a chi mi scrive e mi vuole bene. Allora vi meritate certamente, ci vuole il premietto. Cominciamo la rassegna stampa col premietto. Quale premietto Sammy Varin porterà ai propri ascoltatori? Una radio di centrodestra, nata come Radio Padania Libera, quindi con un grande apporto di ascoltatori leghisti molto celoduristi, ma il premietto questa mattina è questo: il quotidiano Il Manifesto. Ho sentito le urla, grazie. Il Manifesto apre con che bella gente: non è permesso. 500.000 di lavoratori stranieri in 3 anni. Di fronte alle richieste delle imprese, la destra viene a patti con la retorica dell'invasione e vara un maxi decreto flussi. Ma per quasi tutti la garanzia di regolarizzazione sarà solo sulla carta, così come la promessa di un contratto. Il soggiorno legale resta una crudele lotteria. Non è permesso, e si vedono le facce. Oddio, io insomma non ci uscirei a cena con questa gente, ma non potevano beccare. Sono incazzati, giustamente, sono gli immigrati incazzati perché non potranno fare quello che vorranno, e il manifesto si tradice in questo senso. Non è permesso, non è il permesso di soggiorno, è il permesso di fare il cazzo che volete, cari immigrati clandestini.
Sì, vado avanti col premietto perché ormai ci sono sul manifesto. Costa solo 1,50 € il manifesto, è come la verità. Per cui, se volete bene al vostro vicino di casa comunista, comprate la verità per voi e il manifesto per lui e andate a bere un caffè insieme. Dai, è estate, vogliamose bene. Sotto ricatto. Così i migranti restano merce per la propaganda. Gian Sandro Merli scrive in prima pagina sul manifesto. Per la retorica del governo, il pugno di ferro contro i migranti che sbarcano dal mare e i decreti flussi record per farli arrivare in aereo sono parte di uno stesso piano. Decidiamo noi chi entra in Italia, ripete Giorgia Meloni. Sì, non ho capito. Manifesto. A manifesto, chi è che deve decidere? Voi? Volete decidere? Facciamo decidere all'opposizione chi deve entrare in Italia. Siamo francescani fino a questo punto? In quest'ottica il sostegno ai regimi che torturano i rifugiati, la persecuzione delle navi ONG, sì, sono perseguitate, adesso gli hanno tolto anche i finanziamenti, tedeschi veramente, i centri in Albania contrari alle norme sovraordinate sarebbero coerenti con l'apertura ad altri 500.000 ingressi regolari di lavoratori stranieri. Questo è il punto di vista del manifesto. Chiaramente vedremo tra qualche minuto altri punti di vista e bada ben, voglio già sentire il vostro punto di vista. Inviate un WhatsApp al 340 67 09 659 e ditemi cosa ne pensate, perché ricordate che la verità sta sempre nel mezzo. Io faccio rassegna stampa da poco, la storica rassegna stampa di queste frequenze del nostro Cainarca. Però ho imparato che veramente leggendo un giornale, leggendo un altro giornale, ci sono varie verità che saltano fuori e come guardando Rai 3 e guardando Canale 5, capito? E solo leggendo e guardando un po' questo canale, un po' quell'altro, capite come va la vita. È davvero, ed è per questo che io ringrazio anche gli amici che scelgono questo canale, il 252 del televisore o la banda DAB della radio. Ricordate che sull'autoradio, se fate un po' di vacanza, ci portate in tutta Italia. Siamo in ordine alfabetico nella banda DAB dell'autoradio, cercate Radio Libertà e saltiamo fuori. E ringrazio quelli che magari non la pensano come noi, ma che ci ascoltano perché vogliono capire meglio la vita e la politica, e fate veramente bene. Grazie. E allora, quale sarà il prossimo contentino che Sammy Varino darà? Sono indeciso, gli facciamo lo scherzone, leggiamo l'unità. Dai, no, mi guardano male subito qua. Ok, vado. Tu dici Secolo d'Italia, chi è? Albatros, cos'è questo? Almerigo per davvero. Esce Albatros, il film ispirato alla vita avventurosa di Griz, una storia di coraggio tutta italiana. E sì, però noi non capiamo niente, siamo ignoranti e quindi, caro Secolo, metti un titolo che però ci porta da un'altra parte. Però leggiamo l'editoriale di Anna Maria Gravino. La prima cosa da dire su Albatros, il film scritto e diretto da Giulio Base sulla vita del giornalista triestino Almerigo Griz, che uscirà al cinema il 3 luglio, è che è un bel film realizzato con un budget tutto sommato limitato, 2,5 milioni di euro da One More Picture con Rai Cinema, il contributo del Ministero della Cultura. Sapete che quando si parla di contributi fa bene il Secolo a metterlo subito in prima pagina, perché domani ci penserà, domani o altri quotidiani di sinistra. Apulia Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, a distribuzione di Eagle Picture. La seconda è che è un film coraggioso. Sentiamo: Griz, il primo giornalista di guerra italiano a morire sul campo dopo la fine del secondo conflitto mondiale, è stato a lungo l'inviato ignoto, secondo l'efficacissima definizione che di lui diede Toni Capuozzo. Aveva un peccato originale, per decenni considerato non superabile. Aveva militato a destra, nell'FDG e nell'MSI. Farsi carico di raccontare la sua storia non era una scelta scontata. La terza è che è un film politico, ma non nel senso che si potrebbe pensare. La politica percorre tutta la pellicola e incide sul carattere dei protagonisti,
giornalisti, ma il suo intento politico è quello che Base ha sintetizzato in conferenza stampa, spiegando che voleva abbattere muri, scavare nel passato, fare un film nel presente, dare una chiave per il futuro, dialogare. Il film, girato interamente in Italia, dove sono stati ricostruiti gli scenari dai diversi luoghi del mondo in cui Grills ha operato da inviato, si apre con scontri di piazza a Trieste tra opposte fazioni. Grills, interpretato da Francesco Centorame, guida quella della destra. Vito, un personaggio di fantasia interpretato nel passato da Michele Favaro e nel presente da un meraviglioso Giancarlo Giannini, quella della sinistra. Così, signori, l'apertura del secolo d'Italia, che ci dà anche una bella idea. Il 3 luglio esce al cinema questo film e sapete che in questi mesi estivi il cinema costa molto meno. E non è male. In primo piano, sempre sul secolo d'Italia, i gay ebrei cacciati dal Pride, ma Schlein non dice una parola. Quello che è andato in scena questo fine settimana a Budapest con il Gay Pride è un paradosso e una vergogna al tempo stesso. Mentre la classe dirigente del PD e della sinistra più estrema volava a Budapest per sfilare al Pride, in casa, nei cortei di Toscana, a Napoli, a Milano, la minoranza ebrea non poteva sfilare al Pride. Così il secolo d'Italia. E abbiamo fatti contenti tutti, comunisti e fascisti, e che bello, io sono contento quando vi faccio felici, ditemi che siete contenti, 340-6709-659, tanto lo so che avete sempre da borbottare, ho ascoltatori borbottosi, e allora dove vado? Dai, vado a salutare i bacchettoni di Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, titola questa mattina l'incubo delle armi. Nel mondo si moltiplicano le attività per la difesa. Fincantieri porta ad aumentare la produzione in Italia, pronta ad aumentare la produzione in Italia. Mosca recluta operaie dall'Africa per fabbricare droni. Kiev esce dall'accordo sulle mine. La denuncia di Leone XIV alla FAO, uso iniquo della fame come strumento di guerra. E questo è veramente potente, è uso iniquo della fame come strumento di guerra. Lo stiamo vedendo cosa succede nella striscia di Gaza, qualunque sia il vostro pensiero. Sempre su Avvenire, decreto flussi per 500.000 lavoratori indispensabili, il virgolettato. Lo abbiamo anticipato ieri sul quotidiano Il Giornale, oggi se ne parla un po' su tutti i quotidiani, chiaramente se ne parla bene in quelli di centrodestra, se ne parla male perché non sono mai contenti in quelli di centrosinistra. Vediamo che scrive qua Vincenzo Spagnolo, siamo sul quotidiano dei vescovi Avvenire. A conferma delle anticipazioni che circolavano da domenica, è arrivato ieri durante il Consiglio dei Ministri il nuovo DPCM, dopo quello varato per il triennio 23-25, attestandosi a quota 450.000, con cui il governo della Premier Meloni autorizza l'ingresso di 497.550 lavoratori stranieri negli anni 26, 27 e 28. Si tratta, si legge in una nota di Palazzo Chigi, di manodopera indispensabile al sistema economico e produttivo nazionale e altrimenti non reperibile. Capito, manifesto? Soddisfazione da parte di Coldiretti, Assindacco, Colf, quelli della Colf, che però invita l'esecutivo a superare il meccanismo Euclid. E l'abbiamo già superato, arrivate tardi. Resta da vedere quanti saranno i contratti effettivamente sottoscritti. Nel 2024, secondo il monitoraggio di Ero Straniero, solo il 7,8% delle quote si è trasformato in impieghi e permessi di soggiorno, perché l'abbiamo un po' capito, lo ha denunciato anche la Meloni, è tutto un magna magna, e vediamo perché adesso sono state messe dentro delle regolette un po' più stringenti e chissà mai che ce la facciamo, perché è vero, c'è bisogno di manodopera e quindi chi entra magari deve avere anche un minimo, non dico di voglia di lavorare, quella ce l'hanno tutti gli immigrati, cosa pensate, ma avere un po' di specializzazione. Giro pagina, cosa c'ho?
Cosa c'è? Lo spuntone nel sedere? Oh, devo correre, ho capito, Il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera mette in taglio alto Cruciani, perché esce il suo nuovo libro. Adesso ha cominciato anche lui, ne fa uno dietro l'altro. Cruciani, e voi ascoltatori storici di Radio Libertà, di RPL, di Radio Padania Libera, lo conoscete perché praticamente ha cominciato a fare radio imparando dal sottoscritto Sammy Varin. Era in calzoncini corti quando io facevo radio, ascoltando me ha cominciato a dire però quel Sammy Varin, e mi ha preso per il culo per 7, 8, 10 anni, forse poco meno, sulla sua radio di Confindustria. Chiaramente a Cruciani noi vogliamo bene, anche perché dice delle cose vere, dice le cose che pensiamo noi, dice le cose che dice Sammy Varin da prima che lui iniziasse a parlare al microfono. Chiaro che si è venduto ai potenti ed è per questo che non lo perdoniamo. Anch'io se parlassi alla radio di Confindustria guadagnando 10 volte quanto lavoro qua e anche avendo anche uno stipendio un po' più sicuro di quanto ce l'abbiamo qua, probabilmente avrei la condotta crucianesca, mi metterei l'anello con il teschio, mi farei crescere i capelli, mi metto una parrucca, che cazzo sto lì, fa tutta sta fatica, gli occhiali da pilota d'aereo, eccetera. Niente, hai capito bene, è tutta invidia. Io sono qui a Radio Libertà, lui nella radio di Confindustria, chiaramente su Rete 4, a furia di prenderci per il culo, alla fine gli hanno dato lo spazietto su Rete 4. Scherzi a parte, siamo contentissimi per lui, ma soprattutto siamo contenti che faccia una controinformazione potente, Giuseppe Cruciani, che salutiamo caramente, e che magari una mattina di queste gli telefoniamo, lo tiriamo giù dalle balle. Certo che cercando su YouTube la Zanzara, Sammy Varin, Cruciani, ne trovate ancora di cose pazzesche che hanno mandato in onda, prendendo in giro Radio Padania Libera, perché ai tempi loro erano contro le nostre idee che gli immigrati dovessero avere un minimo di regole da rispettare, soprattutto Parenzo chiaramente ce ne diceva di tutti i colori. Poi certo Cruciani ha capito che avevamo ragione e quindi la porta avanti. Il Corriere della Sera, oltre a intervistare Cruciani in taglio alto, apre, come vi dicevo, con il caldo: allarme in Europa, misure e divieti in tutta Italia, ma soprattutto anticipa il piano UE. Ecco il piano UE sul tavolo di Trump per limitare i dazi. Sefcovic a Washington con l'ipotesi della soglia base del 10%. Weber: le regole sul digitale le decide Bruxelles. Il nodo dazi. L'Unione Europea manda a Washington il commissario al commercio Sefcovic per trovare una soluzione sulle tariffe. Il capogruppo del PPE Weber dice sul digitale le regole le decide Bruxelles. Sul quotidiano Il Corriere anche si parla di università, con la spiegazione di come funzionerà l'accesso a medicina. Avete sentito? Non c'è più un numero chiuso grazie alla Lega e al centrodestra che hanno rotto le palline per un po'. Mattarella sulle carceri: invivibili, fermare i suicidi. Sì al decreto flussi, 500.000 ingressi in 3 anni. Il terremoto, crolla un costone, scossa ai Campi Flegrei, la più violenta in 40 anni, paura ai Campi Flegrei, la scossa più violenta degli ultimi 40 anni, durante i quali hanno continuato a costruire, fottendosene se c'era qualche scossettina, eccetera. Adesso magari qualcuno ne paga le conseguenze. Ciro Grillo, ci spiace per lui, è chiaro, noi facevamo il tifo per un altro Ciro e per qualcun altro che pronunciava il suo nome. Ciro Grillo piange in aula e annuncia: sarò papà, ok? A dicembre Ciro Grillo, dopo aver pianto in aula, annuncia che sarà papà. E qui naturalmente mi fermo, poi andate avanti voi se vi interessa, comprate il quotidiano Il Corriere. Svolazzamento estremo, sì, perché qui, anche qua si parla chiaramente di caldo, le regioni decidono quindi di far fronte a questa emergenza caldo, il governo vara il decreto flussi, ne parliamo tra pochissimo, ci mancherebbe.
Ecco, questa è una roba che ve la dico subito, sono rimasto, guarda qua, botte alla fidanzata, arrestato il modello di avanti un altro. Nilsson, quello che quando lo chiamano arrivano giù tutte le ragazzine, insomma, un po' attempate a baciarlo, eccetera. Daniel Nilsson, 45 anni, valletto di avanti un altro, lo vedo ogni sera, ragazzi. E praticamente lite in strada tra Nilsson e la compagna, lei ai carabinieri, non è il primo episodio, e scatta il codice rosso. Cioè, sembrava un così bravo ragazzo e tratta male la fidanzata. Arrestato il modello TV di avanti un altro. O signor piangem, veramente. Poi certo, sempre sul Corriere, l'intervista a pagina 25 con Giuseppe Cruciani. Io a destra? No, sto con i diritti. I figli di Parenzo mi chiamano zio, mia madre è molto malata, vado a trovarla una volta all'anno. Bravo, bravo, almeno quella volta. E la foto di Cruciani con in mano, certamente ci vuole, no? Cosa serve quella roba che gira per tagliare le siepi? La motosega, Anche questo, chiaramente, lo salutiamo caramente, Cruciani, anche questa, una scoppiazzata da Sammy Varin. I miei vecchi ascoltatori conosceranno che alle 6 del mattino, una decina d'anni fa, avevamo la motosega con la quale tagliavamo le notizie più divertenti, ma va bene, va benissimo, assolutamente, t'ho detto, c'è chi si vende al potere e chi è contro il potere e fa una radio con le pezze al culo come facciamo noi, ma grazie a voi ascoltatori riusciamo a tirare la carretta. A poro. A proposito, ringrazio chi va sul sito radiolibertà.net, clicca sostienici e poi abbonati e decide di dare una mano alla nostra radio con un piccolo versamento con la carta di credito sul conto corrente o portandocelo qua direttamente a Milano in via Bellerio 41. Non abbiamo finanziatori occulti, non siamo figli di Confindustria, saremo figli di qualcos'altro secondo qualcuno, ma non certo di Confindustria. Tieni il premietto, vieni qua, vieni, ecco qua. Il premietto per chi ha qualcosa da dire. Il Fatto Quotidiano, anche lui non riceve alcun finanziamento pubblico e molte volte uno si chiede ma come cazzo fanno a sopravvivere? Eravamo le vittime, ora siamo i colpevoli. Intervista a Giuseppe e Rita Poggi. Siamo a Garlasco, loro sono i genitori di Chiara Poggi. Eravamo le vittime, ora siamo i colpevoli. Chiaro che siete molti veramente a pensare che non sia lui il colpevole, così come gran parte degli storici processi, anche noi con la strage di Erba eccetera, sia Iara, siamo convintissimi che chi si trova in carcere non sia il colpevole. Siamo tutti deficienti, mi chiedo io, o forse c'è questa voglia di rifare tutto da capo, ricominciamo e rifacciamo tutto il processo eccetera. Come al solito, la verità sta nel mezzo e io alle 7.56, buongiorno a chi ci ha acceso in questo momento, sono Sammy Varin, sì, piacere, mi trovate in diretta anche in televisione se volete vedere le prime pagine, canale 252 del TV o sul sito radiolibertà.net o anche scaricando l'applicazione di Radio Libertà. Fatelo perché molte volte su YouTube, su Facebook ci bloccano perché se leggiamo la prima pagina della verità ce la andiamo a cercare e molte volte salta questo canale quell'altro perché non abbiamo pagato la bolletta e te l'ho detto, pezzi al culo, non sono palle. Allora l'applicazione è l'unica che invece rimane. Perché? Perché i nostri registi hanno dei pedali, qui non si vedono adesso ma sotto hanno dei pedali e si mettono a pedalare veloci se ci staccano la corrente, così che sull'applicazione continuiamo ad andare in onda e chiaramente abbiamo dei registi che sono palestrati, cioè una roba, e ci chiediamo come mai? Ma perché? Come mai? Ma perché? Prendiamo un regista solo se è palestrato. Perché c'è da pedalare. Sto scherzando naturalmente, però l'applicazione è davvero quella che non salta mai e se ve la portate in vacanza la potete scaricare dalla App
Store del vostro telefonino, scrivete Radio Libertà, cercate nell'App Store Radio Libertà, salta fuori l'applicazione, non si paga niente naturalmente, la scaricate in 10 secondi sul telefonino, avete un'icona con scritto Radio Libertà, quando volete cliccate sopra e vi collegate con la nostra radio, volendo potete scegliere anche la televisione, e certamente utilizzate i dati di internet, ma normalmente gli abbonamenti hanno un tutto compreso di dati e quindi non c'è certo questo problema. E buone vacanze a chi sceglie di andare in vacanza con noi. Siamo sul giornale, sto per andarmene in pausa, ma intanto in taglio alto c'è il fronte della guerra sul quotidiano Il Giornale. Putin, altri 50.000 soldati in Ucraina, assedio alla città di Sumy, Zelensky, il loro piano sta fallendo. Poi sul giornale in prima pagina Grillo Junior che piange, il PM colpevoli, oggi in aula la richiesta delle pene, difesa illogica, Ciro Grillo piangendo in pochi minuti nel tribunale di Tempio Pausania ha ribadito la sua innocenza, nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno. Sempre sul giornale l'alt ai mercanti di uomini, dal governo ok al decreto flussi, 480 euro alle madri che lavorano. Questa è una cosa che non viene evidenziata molto sugli altri giornali, infatti tra poco ve lo leggo. 480 euro alle madri che lavorano, devono avere figli piccoli o un contratto a tempo determinato. Chiaramente qualunque situazione, non è il caso di Sammy Varin. Sono d'uno sfigato, ragazzi, c'ho la madre che lavora ma i figli hanno più di 10 anni e il contratto a tempo indeterminato, cosa devo fare? Non si può avere un aiuto, 480 euro, niente. Stiamo scherzando naturalmente, c'è qualcuno che ne ha veramente bisogno. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale, che in prima pagina mette certamente il cartello delle Generali che cade, l'insegna pericolante adagiata sulla torre Generali di City Live a Milano. Chiaro che ci sarà un pellegrinaggio nel weekend, tutti che vengono a vedere la torre, cade, non cade. Collassa l'insegna delle Generali, tubi spezzati, paura a 192 metri. E poi basta. Questa è la prima pagina del quotidiano Il Giornale. Ci fermiamo perché c'è la pausa, lo sapete, ogni mezz'ora prendo fiato, tra poco leggo i vostri messaggi arrivati al 340 6709 659, ma soprattutto tra pochissimo, adesso anzi, arriva l'artista indipendente. Ogni mezz'ora un artista sconosciuto che sono certo, ci metto la mano sul fuoco, non avete mai sentito in nessun'altra radio. Oggi abbiamo Luigi Zimmitti, artista siciliano in gambissima, che ha dedicato un intero album a Ennio Morricone. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Grandi ricordi, bellissimi ricordi anche personali, perché ero bambino ascoltando e vedendo i film. Giù la testa, lui è Luigi Zimmitti. Se volete musica diversa a casa vostra, cercatelo su YouTube, c'è un intero album tutto dedicato a Ennio Morricone e soprattutto Luigi Zimmitti è un clarinettista e sassofonista e poliedrico, premiato in concorsi nazionali e internazionali, sconosciuto a livello nazionale. In Sicilia gira in tutti gli eventi, quelli belli importanti. In Italia non ancora, e vi faccio conoscere qualcuno che davvero merita. Grazie. Grazie anche a voi stessi ascoltatori. Molto spesso mi scrivete una mail sammy.varin@radiolibertà.net dicendomi che c'è questo, quell'altro artista e io gli do spazio e gli intervisto. Domani o dopo cominciamo a intervistare anche qualche artista indipendente. Ciao Sammy, ma se l'insegna Generali fosse caduta accoppando qualche comunista? Ma siete bacati, curatevi. Vi do un bel indirizzo di uno psicologo del PD, guarda. Mi immagino i titoli dei giornali sinistri: compagni uccisi dai generali. Walter! Walterone mi viene da dire. Walter! Oh, dai, vabbè che fa caldo. Quindi i bagnini che lavorano al sole esonerati, loro possono entrare in acqua e rinfrescarsi, sempre che l'acqua sia fresca, perché ultimamente siamo davvero in Egitto. Abbiamo formato un humus per queste persone che si trovano come a casa loro. Sto scherzando. E se fosse solo un montaggio malfatto, l'insegna di City Life? Ormai è fin troppo evidente che i sinistri vogliono i clandestini a tutti i costi pur di essere contro il governo. No, ma è vero, mai contenti, mai una gioia. Tra poco vi leggo sta cosa del DPCM e insomma facciamo entrare 500.000 immigrati gli diamo un lavoro. Tu dici non tutti vengono confermati, ma ci sarà un motivo anche questo. Ci sarà un motivo oppure no? Bada ben, non si sa. Pietro, senza fare il decreto flussi, andate in tutte le stazioni d'Italia, ce n'è di manodopera che ciabatta cazzeggiando. Pietro, mi fanno paura e lì diventi razzista e non andate nelle stazioni perché diventate razzisti. Anche qui chiaramente sto facendo dello spirito variniano. Certo, è dalla stazione di Milano, dove nei decenni alla fine abbiamo rotto le palle, siamo riusciti a convincere il sindaco a portare l'esercito, a formare un cordone intorno alla stazione di Milano, vari giri, che il ladro, lo stupratore, il violentatore, lo spacciatore non può scappare. E le cose sembra che alla stazione di Milano vadano un po' meglio, le ultime parole famose, sembra, ma dalle altre parti, ma vai a farti un giro alla stazione Termini di Roma, ragazzi miei, ma persino Francesco quando scende di lì e c'ha il giubbetto antiproiettile, perché comunque non si sa, una coltellata o qualche cosa. Chiaramente è gente che non penso abbia voglia di lavorare, però questo è un mio pensiero personale, Potrei essere davvero sputtanato da chiunque dicendo non è vero, dagli un lavoro, vedrai che diventa buono, Ditemi il vostro pensiero, cari ascoltatori. 340-6709-659, ma chiaramente anche da città governate dalla Lega e dal centrodestra. Riprendiamo l'esempio di Gallarate, dove intorno alla stazione non si parla più italiano ormai da anni, ma il sindaco, che salutiamo, che ci ascolta, Cassani della Lega, e li controlla niente male. E se fanno qualche cazzata, frush fuori dalla città. Bandito dalla città. E una cosettina che potrebbe anche funzionare. È chiaro che lo fanno i sindaci della Lega o di centrodestra, gli altri dicono poverini, sono compagni che sbagliano. Caro Sammy, un conoscente lavorava per Moto Guzzi e mi raccontava che voglia di lavorare a perizia, avevano questa manodopera indispensabile. Poi uno si chiede perché il Made in Italy non è sempre perfetto, ci scrive Roberto dalla Brianza. Buongiorno Sammy, possiamo dirlo che questo decreto
flussi è una cagata pazzesca, io non lo so ragazzi, cioè appena uscito è già una cagata, perché tanto lo sappiamo tutti come andrà a finire: 500.000 legali più altri tot mila illegali senza fare niente, e giù ancora negri e islamici che non sanno fare un cazzo. Ragazzi, avete studiato tanto stamattina, se non girare in bici e monopattino senza casco, tanto nessuno controlla, il governo si gioca l'osso del collo con queste cazzate. Caro Fabio, è il minimo che bisogna fare però per dire ci proviamo ancora, ok? Questo è il mio parere, ci stiamo ancora provando, perché effettivamente c'è bisogno di manodopera, aggiungo però, specializzata. Non c'è bisogno di ciabattanti. Tanti anni fa facevo una trasmissione, si intitolava Ciabattare informati, in cui, era chiaramente agosto, davamo le istruzioni, cosa fare, come fare, dove andare a tutti i clandestini che quotidianamente sbarcavano nel nostro paese. Grandissimo successo. Ciabattare informati. Trovate ancora qualcosa su YouTube, se siete curiosi in questi giorni di vacanza, magari dite va, conosciamo meglio cosa ha fatto in passato quel Sammy Varin. Ciao Sammy, ma non sarebbe ora di ripristinare la motosega? Sei per caso diventato troppo corretto, vero Dani? Vero Dani? Ma ci ha pensato Cruciani. Il potere di Cruciani vuoi mettere? Ascoltate Cruciani che c'ha molti più effetti, registi, mica ce n'è solo uno, ne ha 3 o 4 che ti montano tutte le cose, ascoltatrici pagate appositamente per intervenire e dire questa cosa. Vabbè, ragazzi, è così quando sei al servizio del potere, si può fare, certo, e noi abbiamo le pezze al culo, noi viviamo grazie ai 5 euro che ci portate qui nella sede di Radio Libertà in via Bellerio 41 a Milano, ma vi offriamo un caffè padano. Noi riusciamo a sopravvivere grazie a chi ha 5 minuti di tempo e va sul sito radiolibertà.net, clicca sostienici e poi abbonati e decide di aiutare Radio Libertà con un sostegno economico. Non abbiamo introiti da imprenditori ricchissimi. No. Dove vado? Sul giornale tra poco. Intanto, sì, dai, il tempo sta diventando il mio quotidiano preferito, vi dico la verità, sto collezionando le prime pagine del quotidiano Il Tempo, è roba davvero da collezione. Io le scarico anche su Facebook, trovate Il Tempo, potete scaricare la prima pagina e poi inviarla ad Abdul, a Mustafa, a Riyad. Wow! E io ho tanti amici tra virgolette, sono miei ascoltatori, eravamo nemici nei tempi passati, adesso insomma si sono innamorati tutti di me perché sono bello e ci divertiamo, e loro mi mandano chiaramente il loro Islam e fai anche tu, diventa anche tu islamico e tutte queste cose. Io gli mando la prima pagina del quotidiano Il Tempo, perché quest'oggi, guarda che Il Tempo scrive esclusivo: così nelle moschee abusive di Roma si progettano attentati. Terrorismo, faccelo vedere, Francesco, facci godere. Oh, non è vero niente, chiaramente, non è vero niente di quello che scrive Il Tempo, ci fanno saltare in aria qua. Terrorislam capitale, dagli imam fanatici e l'arresto dell'attentatore di Londra alle indagini sui nuovi adepti dell'ISIS addestrati a Roma, le perquisizioni e il materiale che inneggia la Jihad. Ecco come il Viminale è riuscito a sventare i pericoli, ma i numeri dei centri sono in aumento e l'allarme dilaga. Terrorislam, titola quest'oggi il quotidiano Il Tempo. Chiaramente, parallelamente, c'è Giulia Sorrentino che scrive: l'imam di Venezia, ora Fratelli d'Italia porta il caso in Parlamento. Sì, questa gente minaccia. Siamo sempre sul quotidiano Il Tempo con Tommaso Cerno. Chi brinda al bar
del terrore e si parla ancora una volta di imam fanatici, però a questo punto ve lo leggo, perdonami, ve lo leggo. Non riesco a dirlo, non ce la faccio. Gloria di insulti che ti rifilano quando affermi, come ho fatto io, che l'Islam moderato non esiste più. Attenzione, frase potente. L'Islam moderato non esiste più. Siete d'accordo con il direttore Tommaso Cerno? Mi fate un whatsappino al 340 6709 659? Io non so se sono d'accordo su questo. L'Islam moderato non esiste più, cioè se sei islamico sei per forza un estremista? Si scontrano con le indagini dell'antiterrorismo in Italia. Si scopre che le famose frasi da bar, come le definisce l'ex intellighenzia di sinistra che oggi chiamerei stupidario, dimostrano ancora una volta che al bar evidentemente ci vanno gli italiani che tengono i piedi per terra. Dentro le moschee illegali che proliferano in tutta Italia, come funghi di stagione, funghi velenosi, ci sono imam fanatici, cellule di Al-Qaeda e dell'ISIS, il peggio planetario in quanto a sicurezza dello Stato e tenuta democratica. Sono protetti dal luogo comune, per cui in democrazia tutto si può fare. Sono protetti dalla politica che conta di ricavare in futuro voti da quel mondo. Arresti, espulsioni, sequestri ci mostrano il pericolo islamizzazione avanzato in Italia e io non sento denunciare questo da sinistra. Ne sento dalla religione di Allah, che loro signori chiamano moderata e integrata, venire un antidoto o un muro che ci faccia pensare che davvero non abbia vinto l'estremismo. Così Tommaso Cerno, oggi sul quotidiano Il Tempo, che mette in prima pagina anche la segretaria sotto assedio, tirata di cappelli. Dai, fateci giocare un po', tirata di cappelli. Prodi boccia Schlein, il PD non si occupa dei problemi reali. Abbiamo visto Romano Prodi sbuffare di qua di là su questo e quell'altro quotidiano in questi giorni. Prodi scomunica la segretaria PD Schlein, non si occupa dei problemi della gente, via alla successione. Chiaramente lo scrive il quotidiano Il Tempo, però qualche dubbiettino c'è venuto, visto gli argomenti dei pidini, pensano soltanto a gay, lesbiche, transessuali, pansessuali, naturalmente agli immigrati, ma gli italiani, punto di domanda. Cioè, i problemi degli italiani non sono forse un po' più gravi, con tutto rispetto chiaramente di gay, lesbiche, pansessuali e transessuali? Bello, oggi Il Tempo intervista Christian Solinas, la doppia morale dei 5 Stelle, così la Sardegna rischia l'impasse. L'ex governatore Solinas è Lega e non solo, contro il Movimento 5 Stelle, ma soprattutto la signora Todde. Doppia moralità, stallo in Sardegna, e penso di non riuscire a resistere e vado immediatamente. Poi ci occupiamo anche di terrorislam, poi naturalmente anche i 500.000 regolari che vogliamo, li vogliamo, sì, intervista Christian Solinas, pagina 8 del quotidiano Il Tempo. Doppia morale a 5 Stelle, così la Sardegna rischia l'impasse. Parla l'ex governatore che bacchetta la pentastellata Todde. Giustizialisti solo quando conviene, altrimenti garantisti. Gaetano Mineo intervista Christian Solinas, che rompe il silenzio. L'ex presidente della regione Sardegna, ex senatore della Lega, oggi segretario del Partito Sardo d'Azione, interviene duramente sul caso giudiziario che coinvolge l'attuale governatrice Alessandra Todde del 5 Stelle. Non risparmia attacchi. Nel mirino di Solinas c'è il Movimento 5 Stelle colpevole, a suo dire, di esercitare una doppia morale, ma il jacuzzi si allarga anche alla situazione istituzionale dell'isola. Siamo in una fase di paralisi, denuncia, causata dalla mancata assunzione di responsabilità della presidente Todde. È opportuno ricordare che la Todde è accusata di presunte irregolarità nei finanziamenti e nelle spese sostenute dalla stessa governatrice durante la campagna per le regionali del febbraio
febbraio 2024, poi vinte dalla stessa esponente dei 5 Stelle. Come valuta la vicenda giudiziaria che ha colpito la presidente Todde? Risponde Solinas: non provo certo soddisfazione nel vedere le istituzioni autonomistiche in una crisi così profonda. Avrei preferito che il giudizio sul governo Todde si fosse basato sull'inadeguatezza politica e amministrative del 5 Stelle alla guida della regione, piuttosto che su vicende giudiziarie. Non entro nel merito dell'operato della magistratura, non l'ho mai fatto, però è evidente la doppia morale dei 5 Stelle, un giustizialismo feroce quando si tratta degli altri, ma un garantismo improvviso quando tocca a loro. Hanno voluto leggi che penalizzavano anche chi ha solo un rinvio a giudizio, ma oggi, davanti a una sentenza, diventano garantisti e attaccano la commissione elettorale composta da magistrati della Corte d'Appello. Signori, se abitate in Sardegna, ma anche se avete caro questo territorio, oggi sul quotidiano Il Tempo, pagina 8, c'è l'intervista a Cristian Solinas, ex governatore della regione Sardegna. Con un grande abbraccio a tutti i sardi e un ricordo per un certo Doddore Meloni, che amava la sua terra più di un'altra cosa e per fare questo si è ribellato allo Stato italiano, e sappiamo bene che fine ha fatto. È passato qui da Radio Libertà, ai tempi Radio Padania Libera più volte, eccetera. Poi ha deciso di farsi arrestare e di morire in carcere, non mangiando e non bevendo per più di un mese. Doddore Meloni, un pazzo secondo molti. Se volete saperne di più, basta semplicemente digitare Doddore Meloni su internet. 8:22, certo, i vostri commenti al 340 67 09 659, tra poco li leggiamo, ma prima ho in serbo per voi la prima pagina di Repubblica. Mattarella nelle carceri è allarme. E attenzione, questa è una cosa vera, capito? Emergenza sociale del sovraffollamento, dei suicidi tra i detenuti. Il governo, alternative per i tossicodipendenti. Chiaro, ti facciamo uscire dal carcere, ma ti devi curare. Prima pagina del quotidiano Repubblica, poi naturalmente anche terremoto ai Campi Flegrei, la scossa più forte in 40 anni. Subito all'interno di Repubblica vi porto a Gaza, la strage all'Internet Café, il Papa che dice basta usare la fame come un'arma di guerra. E attenzione, lo dice il Papa, lo dice tanta gente, adesso lo dice anche il capo di Forza Italia, ragazzi, sembra incredibile. Cominciano a avere dei dubbi anche in Forza Italia su questi attacchi per chi è in fila a cercare cibo. Quasi 70 morti negli attacchi dello Stato ebraico mentre si spera nella tregua. Il premier israeliano atteso da Trump alla Casa Bianca il 7 luglio. Sempre sul quotidiano Repubblica, chiaramente da prendere con le pinze perché è Repubblica, però giustamente, se volete anche sapere cosa sta succedendo nella striscia di Gaza, al di là di come uno possa pensarla, c'è il diario di Khaled Yarada, una ragazza che scrive da Gaza City: i corpi si sfaldano e chi amo muore come in Squid Game. Khaled Yarada è una dottoressa di 24 anni che ancora oggi vive a Gaza City. Ribadisco e discoribo, al di là che siate comunisti, fascisti, ebrei, odiate gli ebrei, amate gli ebrei, qualcosa di troppo grosso si sta consumando forse da quelle parti, e non solo da quelle parti, ragazzi miei. È un esempio di quanta scemenza abbiamo in questi anni nel mondo, di con che facilità si fa la guerra. E tu dici, ma perché tutto questo? Qualcuno di voi si chiede anche, ma perché alla fine hanno votato questi personaggi che fanno la guerra? E rimane un punto interrogativo gigantesco, certamente, come nel caso di Trump,
sono ancora su Repubblica, mamma mia, sto diventando comunista. A pagina 18, battaglia sul bilancio di Trump, i tagli spaccano i repubblicani, in Senato corsa a ostacoli per i big beautiful bill, gli sconti fiscali pesano sia sul debito pubblico che sull'assistenza medica. Quanti dubbi, però fatto sta che qualcosa si sta muovendo anche sul fronte guerra, e certamente il merito è di questi personaggi come Trump. Turchia, arresti per la vignetta su Maometto. E qui chiaramente sto guardando le scale per vedere se scende qualcuno ad arrestare anche noi, perché insomma leggendo le prime pagine dei quotidiani, soprattutto Il Tempo di queste settimane, Maomatto è diventato l'altro giorno, e oggi ancora peggio. Turchia, arresti, la rivista satirica Le Man presa d'assalto da gruppi di islamisti, poi le manette per editore, direttore, responsabile e autore per una vignetta satirica su Maometto. Non ce la fanno mica vedere quelli di Repubblica, bacchettoni. Un gruppo di persone non identificate ha assaltato a Istanbul la sede di Iman, lo storico settimana di satira, dopo che la rivista aveva pubblicato un disegno del profeta dell'Islam. Non si può disegnarlo. Secondo i media locali, alcuni islamici hanno tentato di forzare la porta dell'edificio rompendo le finestre, le informazioni sono scarne. La vignetta che si rintraccia ancora sui social, ma chiaramente quelli di Repubblica non te la fanno vedere, mica che qualche fratello islamico si incazzi, è in bianco e nero e raffigura il profeta Maometto, sacro per i musulmani, che si presenta a Mosè, figura centrale per le tre religioni abramitiche, ebraismo, cristianesimo e anche islam, stringendogli la mano nei cieli di una città sotto bombardamento. Ok? E in Turchia una cosa del genere può diventare veramente pericolosa. Mollo Repubblica, lo so, devo andare anche sulla Stampa. Prima però sulla Stampa c'è una roba potentissima che riguarda tutti noi genitori, anche voi nonni, non fate finta di niente, ve lo preannuncio, poi ve lo leggo o in rassegna stampa o dopo alle 11 in Potere al Popolo. Guarda che, ma porco d'un cane, ragazzi, che guaio che abbiamo fatto a mettere al mondo dei figli. A pagina 25 della Stampa quest'oggi, mio figlio è un prompt. Già uno dice, vabbè, ne ho fatte di tutti i colori, ma avere un figlio prompt. Siamo genitori della generazione Chat GPT, ragazzi che chiedono tutto all'intelligenza artificiale, formulano richieste, non domande, spieghiamogli che la risposta giusta non c'è. Mio figlio un prompt, se ne parla oggi a pagina 25 del quotidiano La Stampa, parlando chiaramente anche di intelligenza artificiale. E ragazzi, io ho una pipa boia di questa intelligenza artificiale, perché ancora non si fa, ma tra poco qualunque ordine strano riceverai ti diranno l'ha detto l'intelligenza artificiale. Ed è una roba che spaventa un pochettino, e d'altra parte sicuramente ci darà una mano, soprattutto nella sanità, ne sono certo. Però ho paura che ci scappi di mano, e troppe cose ci stanno scappando di mano, ragazzi. Dicevo prima di alcuni deficientoni che fanno guerra di qua, che sparacchiano a chi è in fila per il cibo, eccetera. Cioè, troppe cose ci stanno scappando di mano. Se ci scappano di mano queste cose, che sono anche semplici da governare in un certo modo, con l'intelligenza artificiale, che cazzo succederà? Mi fermo. C'è la pausa, la pubblicità, ma c'è anche la nuova canzone di Sergio Caputo, tra pochissimo, Plastic Mambo. Sergio Caputo, quello di L'astronave che arriva. Me lo ricordo ancora, l'album era forse l'ultimo che mi è arrivato in radio nell'85, ancora in vinile, era No Smoking, un artista veramente che propone puro intrattenimento, ma molto raffinato, a volte anche poco radiofonico. Bene, Sergio Caputo torna in questi giorni con un nuovo singolo, lo sentirete tra poco, che si intitola Plastic Mambo.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone africano Pluto è un po' meno potente al nord, dove scoppieranno infatti alcuni temporali. Clima però sempre caldissimo, specie al centro-sud. Nella prima parte della giornata cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque. Farà eccezione il Triveneto, dove avremo più nubi e locali fenomeni. Nel pomeriggio si accenderà l'instabilità temporalesca su Alpi, Prealpi e localmente sulle pianure di Lombardia e Triveneto. Tempo sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno da Alberto Acerbis. Dopo la chiacchierata che abbiamo fatto, che stiamo facendo parlando dell'olio extravergine di oliva, mi fa piacere che molti ci chiamano. Mi dimentico di dirvelo. Se qualcuno volesse delle informazioni più dettagliate, può chiamare 030 68 40 408, chiede di me, di Alberto Acerbis, e mi chiede tutto quello che vuole sapere sul nostro olio extravergine di oliva. Tante cose ve l'ho già dette io, ma c'è poco da dire. È olio italiano, estratto a freddo da olive italiane. Se volete le analisi chimico-fisiche per una eventuale dieta che vi chiede il medico, per una vostra cosa, chiedetele, noi ve le mandiamo chiaramente, però quella è una richiesta importante e noi lo facciamo volentieri. E mi chiamate a volte e mi dite: Alberto, ne è ancora di olio? Sì, siamo un po' verso la fine. Noi siamo presenti sul mercato da tanti anni. Prenotate le 6 bottiglie, 3 del fresco di Frantoio, 3 del primo novello etichetta nera. Il fresco di Frantoio ottimo a crudo in cottura. Il primo novello etichetta nera è quello della domenica, vi ricordate? Compravi il vestitino bello, quello lo metti su, lo porti alla domenica. Diciamo noi a Brescia quello del dè della Ur, cioè c'è una scarpa per tutti i giorni e una scarpa per la domenica. Il primo novello etichetta nera è un po' l'olio della domenica, quello del bruschettone, insomma, quello della compagnia, quello che fa sorridere, quello che fa riscoprire i sapori di un tempo, e per me ce n'è tanto bisogno, ce n'è tanto bisogno. Insomma, 84 euro, 6 bottiglie, trasporto non lo pagate, sull'uscio di casa, per ordinare. Perché io poi guardate che ambasciatore non porta pena. 030 68 44 08 è Brescia, oppure il nostro sito olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu è sempre regalo, e così sia. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia, e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il tempo passa languido, sempre più nei bar di bambù. È un'isola di plastica e anche in te c'è un che di caucciù. Lo so che non vale più, ma qui siamo soli in mezzo a questo mare blu. Plastic Mambo, Plastic Mambo,
Plastic Mambo, lungo i passi del mio amor. Plastic Mambo, hey, Plastic Mambo, Plastic Mambo, Plastic Mambo del mio amor. E i giorni sono liquidi, sempre più nei bar di qua giù. Vorrei voltare pagina, ma non c'è che un clown dentro me. Non è come pensi tu. Con lei io non ero io, ero Mambo e nulla più. Plastic Mambo, Plastic Mambo, Plastic Mambo, sulle spiagge dell'amor. Plastic Mambo, Plastic Mambo, Plastic Mambo, Plastic Mambo sì però. Lo so che non balli più, ma qui siamo solo in mezzo a questo mare blu. Plastic Mambo, Plastic Mambo, Plastic Mambo, sulle spiagge dell'amor. Plastic Mambo, hey, Plastic Mambo, Plastic Mambo, Plastic Mambo sì però. Siete rimasti tutti lì con la bocca aperta perché è appena uscito, certo, Friesco, il nuovo pezzo di Sergio Caputo si chiama Plastic Mambo e trovate tutto quanto con un bel video, ad esempio su YouTube, oppure cercando Sergio Caputo su tutti gli store digitali. Bravo. Cos'è che mi ha messo in sottofondo? Era il refrain finale, eccetera. Plastic Mambo, bravo Sergio Caputo, e soprattutto ci regala ancora un po' di belle atmosfere che sembrano molto retro ormai, se non fai quel modo di cantare che hanno i soliti giovanotti e sembri indietro di 20 anni, e forse lo siamo davvero. 8:38, buongiorno Sammy Varin, certo, rassegna stampa non rassegna, perché quella che facciamo noi non esiste da nessuna parte. Il Quotidiano di Sicilia titola questa mattina: fondi discrezionali e questione morale, all'Ars sistema che solleva interrogativi. Nei primi mesi dell'anno nuova pioggia di contributi in base al regolamento di Palazzo dei Normanni. Di spalla l'editoriale di Carlo Alberto Tregua si chiama Allargare l'Europa è stato un grave errore. UE il traino degli Stati Uniti. Se avete qualche dubbio su questa Europa, interessante la prima pagina del Quotidiano di Sicilia, che ha scelto Radio Libertà per farsi conoscere da voi e che trovate facilmente in edicola in alcune zone d'Italia, ma certamente facendo un giro sul suo sito, il Quotidiano di Sicilia, o semplicemente digitando giornalone, che mostra tutte le prime pagine dei giornali in Italia, trovate la prima pagina e trovate questo articolo del direttore. Avanti con i messaggi, ragazzi miei, mi avete riempito, grazie. Buongiorno Sammy, è interessante vedere come negli USA vengono tolti i
fondi agavi, mafia di Bill Gates, vaccini assassini, e allora il governo italiano gli elargisce lui 250 milioni di euro. Commissione Covid sparita, morti in aumento, grazie a tutti, dalla mia amica restata sulla sedia a rotelle, scrive Marco. Chiaramente l'abbiamo notato tutti quanti, lo noto io stesso, perché sui giornaloni cosiddetti e sui quotidiani nazionali non vengono pubblicate tutte queste morti strane, chi ha avuto problemi molto gravi dopo i vaccini anche a distanza di anni, e non se ne parla, non viene preso in considerazione tutto questo. Vero, vero, vero. 500.000 in 3 anni di specializzati? Sì, in macete e coltelli, questa è la specializzazione che hanno, poi con i ricongiungimenti familiari diventano il quadruplo. Vero anche questo, scrive Walter. Poveri noi, però io continuo a essere ottimista e soprattutto continuo a pensare che ci vuole manodopera specializzata. Tu dici sì, questi insegnano a usare il coltello e il macete ai nostri figli, non soltanto, qualcuno ci sarà che ha voglia di lavorare, ha una qualche specializzazione, ce la porta dal proprio paese. Non ridete, perché io sono un instancabile ottimista, e per proseguire il mio ottimismo vi porto, no, la verità la tengo per dopo, e tu dici sì, ci dà subito il premietto con il quotidiano La Verità. No, vado su un giornale che effettivamente ci possa spiegare meglio che cosa sta facendo il governo. Ce l'ha già anticipato ieri, ma oggi si prosegue a fare una bella informazione. Il governo vara il decreto flussi per 500.000 lavoratori immigranti, questo è il Corriere. Gli ingressi 26-28, manodopera indispensabile, sicurezza, tensioni con le toghe. Questo lo trovate sul quotidiano Il Corriere a pagina 6. Ma siccome non ci basta e vogliamo qualche cosa di più, altrimenti non avreste scelto Radio Libertà, vi porto sul quotidiano Il Giornale, che a pagina 2, ok al decreto flussi, 500.000 ingressi, madri lavoratrici, bonus di 480 euro. Questo non si scrive dalle altre parti. Con 2 figli, 40 euro al mese in più. PNRR, chiesta l'8ª rata di 12,8 miliardi. Pasquale Napolitano oggi a pagina 2 del Giornale. Il Consiglio dei Ministri conferma l'ok al nuovo decreto flussi. In arrivo anche il bonus annuale per le mamme. Il governo Meloni licenzia inoltre altri 2 importanti provvedimenti nella riunione di ieri. L'ok ai 2 disegni di legge, uno sulla valutazione delle performance dei dirigenti degli enti locali e la norma per la riduzione delle emissioni. Migliora anche l'indebitamento netto rispetto al DFP, pari a circa 500 milioni di euro, come stabilito dal disegno di legge relativo al rendiconto generale dello Stato per il 2024 e per l'assestamento di bilancio per l'anno 2025, mentre il DL Economia viene bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato. Soprattutto quest'ultimo provvedimento introduce misure di grande impatto, una su tutte il bonus annuale da 480 euro riconosciuto alle lavoratrici madri di 2 o più figli. Nel dettaglio si tratta di una somma non imponibile ai fini fiscali e contributivi pari a 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla, sentite qua, madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. Il bonus è riconosciuto dall'INPS alle lavoratrici madri con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno, 10 anni, da parte del secondo figlio. Ma la stessa somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, a condizione, e c'è la condizione, che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Ok? Non solo, il governo lavora un contributo straordinario per le famiglie che esauriscono dopo 18 mesi l'assegno di inclusione e devono aspettare un mese per riavere l'indennità pari a circa 500 euro a nucleo. Se vi interessa, oggi c'è tutto quanto sul quotidiano Il Giornale, che parla anche della novità per le bollette. Ragazzi, io chiaramente ancora sono incredulo. Ieri ho fatto un festino, abbiamo fatto il trenino io e Francesco per festeggiare, io stavo davanti, dietro un po', abbiamo fatto un po' per uno. Luce e gas si cambia, da oggi le bollette saranno più chiare e trasparenti. Ci credete voi? Io sì. I fornitori sono obbligati a emettere fatture in un nuovo formato. Ecco lo scontrino dell'energia con cifre e prezzi subito visibili. Ragazzi miei, la verità è che avremo più facilità a incazzarci quando riceviamo la bolletta. Almeno capiamo perché arrabbiarci, ti pare? È importante. Siamo a pagina 3 del quotidiano Il Giornale, tra poco c'è il Qui Parlamento, ma faccio in tempo a leggervi anche questo. Arriva l'alt ai criminali che lucrano sui migranti. Rivisto il sistema del click day che favoriva truffe e raggiri, le mani di clan e caporalato su migliaia di domande fittizie. Ricordate, un anno fa l'esposto della premier Meloni al procuratore antimafia Melillo, sospetto che la maggior parte delle pratiche provenisse da aree con meno imprese, meno posti di lavoro. Imprenditori e professionisti collusi si facevano pagare anche 6.000 euro per ogni stanza inoltrata e 2.000 per ogni visto rilasciato. Un indagato diceva: facciamo i soldi per noi e l'America. Noi ci abbiamo fatto anche una canzone. Il Codacons applaude ma avverte: servirebbe inserire anche gli strumenti per aiutare le famiglie a risparmiare sui consumi, tornando alle bollette. Chiaramente di tutto questo parleremo, ma ci sono buone notizie che arrivano dal Parlamento. Qui Parlamento. Ma quante buone notizie questa mattina in rassegna stampa, veramente non capita spesso. Grazie per essere con noi alla deputata della Lega Tiziana Nisini, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno, ben ritrovati. Grazie, vicepresidente della Commissione Lavoro. Ragazzi, qui anche sui social cercate Tiziana Nisini ed eccola qua la bella notizia: 300.000 posti di lavoro in più, come mostrano i dati dell'INPS. Ancora una volta numeri positivi che certificano l'inversione di tendenza con la Lega al governo. Sai che c'è qualcuno che dice ma quelli pensano soltanto ai clandestini, eccetera. No, signori, si lavora un lavoro spesso sotterraneo, quotidiano, che porta poi ai risultati. E in questo caso, Tiziana, i risultati sono certificati, è vero? Esatto, una certificazione di un trend positivo che ci sta ormai accompagnando da un paio d'anni. Da una buona notizia, perché con questo governo e con la Lega soprattutto si è abbandonata l'ottica dell'assistenzialismo, si è ridisegnato quello che era il reddito di cittadinanza, dando un'opportunità a chi non ha la possibilità di lavorare e di entrare nel mercato del lavoro, quindi ai margini della società, dando un sostegno economico, ma cercando di inserire nel mercato del lavoro i cosiddetti occupabili, coloro i quali possono lavorare ma con il reddito di cittadinanza si erano di fatto un po' adagiati sul divano. Ecco, noi abbiamo diviso queste due categorie di italiani, abbiamo dato un'opportunità economica a chi non può lavorare ed è in difficoltà, ma abbiamo inserito con la formazione, con dei bonus, mettiamola così, di formazione per l'inserimento lavorativo, quelle persone che potevano lavorare e che con il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico non facevano. Questo perché il lavoro è dignità. Il lavoro è dignità e quindi le persone hanno la possibilità con un lavoro di programmarsi un futuro, di dare serenità alla propria famiglia e ai propri figli. È quello che noi stiamo cercando. Non è solamente una questione di numeri comunque positivi che ci fanno ben sperare in questo trend in continuo miglioramento, ma è un'opportunità in più per i nostri cittadini, per i nostri italiani, per una società più inclusiva, perché il lavoro è dignità, il lavoro è serenità, ma è anche
sintomo di una società civile e inclusiva. Questo noi stiamo lavorando, sono stati sottoscritti anche contratti collettivi nazionali nel settore pubblico che hanno portato degli aumenti importanti anche per il personale della sanità, al personale del pronto soccorso che più era colpito da salari bassi, e anche nel personale ministeriale. Contrattazione collettiva che erano ferme, siamo riusciti a firmarle, mentre Landini continua ad attaccare il governo nonostante i dati ci diano ragione, che non sono un punto di arrivo ma un percorso che stiamo portando avanti, che vogliamo continuare anche nei prossimi anni. Landini non ha sottoscritto questi contratti che hanno portato un giovamento, un miglioramento a salari di centinaia e migliaia di lavoratori. Ecco, lui continua a fare la parte politica del bastian contrario e non firmare contratti significativi, ma a firmare di fatto contratti intorno ai 5 euro l'ora come la vigilanza privata, quello che ha fatto in passato. Lasciamo a lui le chiacchiere, la demagogia, noi andiamo avanti, consapevoli che il mercato del lavoro è un mercato complesso che non è stato trattato con la dovuta attenzione nel corso degli anni. C'è un tema di salari che devono necessariamente migliorare, ma siamo sempre più consapevoli che la contrattazione collettiva è la strada maestra per portare a un miglioramento dei salari nelle tasche degli italiani e non il salario minimo. Ora, finito tutti gli eventi pubblici di CGIL e Partito Democratico, ritornano sul salario minimo legale. E un esempio, leggevo proprio stamattina un articolo della Germania, che è stata istituita una commissione dove in Germania i salari sono più alti del nostro paese, ma che comunque la politica non deve fissare un salario minimo legale, ma deve essere un accordo tra le parti sociali. Ecco, noi a questo vogliamo arrivare. Sappiamo che dopo 20 anni di stallo dei nostri salari è un problema che non si può risolvere in un mese, in un anno, in 2 anni, ma stiamo lavorando anche col Ministero del Lavoro, che deve essere il moderatore tra le parti sociali, proprio per arrivare ad un accordo che dia beneficio ai lavoratori. Ricordiamoci che la contrattazione collettiva non è solamente una paga base, lo dico così banalmente, ma all'interno ci sono tanti benefit e degli aiuti economici indiretti che vanno comunque ad aumentare i soldi nelle tasche dei lavoratori, e passare ad un salario minimo legale vorrebbe dire un'uscita, una fuoriuscita di massa dalla contrattazione collettiva, danneggiando proprio gli stessi lavoratori che grazie anche a questo governo con i fringe benefit possono pagare le determinate spese anche con i benefit che gli arrivano dalla contrattazione collettiva nazionale, grazie all'impegno, alle risorse economiche messe in campo dal ministro Giorgetti, anche nell'ultima legge finanziaria dove i fringe benefit sono stati migliorati. Ecco, io credo che questa sia la strada giusta per arrivare a una situazione migliore rispetto a quella che era ieri, ma anche rispetto a quella, seppur migliorata, che è oggi. Quindi noi andiamo avanti, consapevoli che la strada è lunga e difficoltosa, ma i risultati stanno arrivando e questo è una nota positiva. Più occupazione significa meno disoccupazione e i risultati sono storici con questo del governo, di che ne dicano le opposizioni, che ne dica la CGIL. Noi stiamo facendo il nostro e ci auspichiamo che Landini con la CGIL cominci a fare il sindacalista per tutelare gli interessi dei lavoratori e non il politico che non si candida. E noi non possiamo che ringraziare per il quotidiano silenzioso lavoro la vicepresidente della Commissione Lavoro, onorevole Tiziana Nisini. Grazie Tiziana. Grazie a voi, buona giornata. Qui Parlamento. Eh sì, sono le notizie che non fanno notizia e che però fanno bene veramente dal punto di vista dell'occupazione. Fa caldo, minimo che fa caldo, il Corriere della Sera lo urla in prima pagina, il caldo estremo fa paura, emergenza in mezza Europa. Temperature record in Francia, Spagna, Italia, nubifragio a Bardonecchia, una vittima. E te l'ho detto, a fare paura non è tanto il caldo, è quando smette di fare caldo che arrivano i temporali e ogni volta c'è un problema. L'intervista mi ricorda l'estate del 2003, fece tante vittime, Parigi e Roma sono diventate come Tunisi. È il climatologo intervistato sul Corriere oggi da Fabrizio Caccia che dice: le città
sono trappole. Mamma mia, che bello, ragazzi. Voglia di vivere quest'oggi acquistando il quotidiano Il Corriere. Chiaramente noi non possiamo che dare i soliti consigli, soprattutto agli anziani che ci seguono, e ci avete un po' più di tempo, uscite la mattina presto che fa bel freschetto. Oggi faceva veramente bel freschetto anche a Milano, e il resto della giornata certamente si sta a casa o si sta in una zona molto ombreggiata. Arrivano le ordinanze dei governatori, se ne parla a pagina 3 del quotidiano Il Corriere. Si muovono le regioni, nelle ore più critiche niente lavoro all'aperto. Ad aprire la strada è stato il Lazio i primi di giugno. Per proteggere i lavoratori dalle temperature record, il governatore Francesco Rocca ha imposto lo stop alle attività all'aperto nei cantieri, nelle cave, nei campi e nei vivai dalle 12.30 alle 16 dei giorni considerati ad alto rischio per il caldo. Le limitazioni sono attive fino al 31 di agosto. Il testo rimanda al sito workclimate.it per stabilire quali sono le date da bollino rosso in cui si applicano le restrizioni al lavoro sotto il sole cocente. Il cambiamento climatico rende sempre più frequenti e intensi i picchi di calore. Non possiamo permetterci di sottovalutarne i suoi effetti, il commento del presidente. Nostro compito è quello di proteggere le persone, specialmente i lavoratori più esposti. Continueremo a monitorare l'evoluzione delle temperature, se necessario interverremo con ancora maggiore incisività. A catena molte regioni hanno seguito l'esempio, tra le ultime la Lombardia. Il presidente Fontana firmerà oggi l'ordinanza anticaldo dopo l'incontro di ieri con le organizzazioni sindacali, quelle dei datori di lavoro, l'assessore al welfare Bertolaso. Stessi orari applicati dal Lazio, stesse categorie da tutelare, cambiano solo le date. La limitazione scatta domani, sarà valida fino al 15 settembre, sempre solo nei giorni con rischio alto per i lavoratori esposti al sole. Monitoriamo le temperature, pronti a intervenire anche in modo più incisivo, dice Fontana. Ma naturalmente tutte queste cose riguardano anche altre regioni come l'Emilia-Romagna. A Bardonecchia abbiamo visto il guaio e il lutto provocato dal maltempo, e chiaramente, te lo ripeto, fa molta più paura il maltempo del caldo. Certamente al caldo si può porre rimedio con un buon ventilatore o l'aria condizionata, che però costa non tanto l'impianto quanto la corrente. Ci viene da piangere, ci sono tanti anziani che non accendono l'aria condizionata per non pagare una bolletta stratosferica. Facciamolo ugualmente, tanto riguarderà questa quindicina di giorni, poi siate certi qualcosa cambia. Siamo sempre sulle Corriere e vi dicevo, anche qui si racconta il decreto flussi per 500.000 lavoratori migranti, manodopera indispensabile, e certamente sto ricevendo molti WhatsApp al 340 6709 659 che si chiede se è veramente indispensabile questa manodopera. Oh ragazzi, vi chiedo se determinati lavori vi mettete voi a farli oppure no. Tu dici la raccolta di pomodori, sempre quell'esempio ci fai. No, ce ne sono anche altri particolarmente duri che gli immigrati si adattano, devo dirlo, si adattano a fare, e facendo anche un gran piacere a tutti noi. Non sto parlando del coltello del macete, santa polenta. Botte alla fidanzata, arrestato il modello di Avanti un altro. L'ho detto prima, lo rilego perché non te l'aspetti, c'ha la faccia da bravo ragazzo, magari qualcuna di voi l'ha anche baciato assistendo alla trasmissione di Bonolis. Cervinia, lite in strada tra Daniel Nilsson, 45 anni, valletto di Avanti un altro, e la sua compagna. Lei ha detto ai carabinieri non era il primo episodio, è scattato il codice rosso, arrestato il modello di Avanti un altro. Poi naturalmente il grande Cruciani: sono un padre un po' assente, grazie a Facci ho conosciuto Eleonora, il mio amore. Oggi intervistato dal quotidiano Il Corriere, lui è il servizio dei potenti di Confindustria, ha fatto tanti soldi ma scrive anche libri come tutti del resto, e soprattutto dice cose che non possiamo non condividere, e minimo ha imparato da noi a dire queste cose Cruciani e noi ce la tiriamo. Ultimissima segnalazione, tra pochissimo, dopo la pausa delle ore 9, chi c'è? Ragazzi,
C'ho un pezzo dei Caffè d'autore, si fanno chiamare così, ma questo è un pezzo bello bello, ragazzi. Se c'è qualche collega di altre radio che stanno ascoltando Sammy Varin, molte volte perché siamo colleghi da qualche annetto, facciamo radio eccetera, segnate giù, perché questo pezzo veramente è da programmare, al di là che siano artisti che non pagano. Cambieresti mai per me? Caffè d'autore, tradizione e innovazione, utilizzando ukulele, chitarre, synth, percussioni, voci per una ballad delicata e malinconica che esplora il mondo del cambiamento per amore. Lo fareste voi? Cambieresti mai per me? La domanda ce la fa tra pochissimo proprio direttamente un artista dei Caffè d'autore. Prima però c'è il jingle, giusto? C'è il jingle di Radio Libertà, è certo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao, siamo i Caffè d'autore. Vi faremo ascoltare il nostro brano Cambieresti mai per me. Voi siete disposti a cambiare? Un saluto particolare agli amici di Radio Libertà e a tutti i radioascoltatori. Seguiteci su Instagram caffè.autore. Ciao! Adesso che mi seguirai, che ne pensi qualche volta di saltare regole? Cosa importa se mi assenterò o se ogni capriccio io esaudirò? Vorrei altro, ma poi oscilla l'equilibrio e perdonarmi poi non sarà semplice, non sarà semplice. Ritardo, nostalgia, ogni rancore, ruggine tra noi, fiorirà il batticuore del tuo arrivo, non scorderò, non era per amore, ma passerà. Adesso che mi seguirai, che ne pensi di ascoltare le mie regole? Ma te che importa, cambieresti mai per me? Cambieresti mai per me? Cambieresti mai per me? Da-da-da. Io l'ho apprezzato, questo pezzo l'ho apprezzato, si staglia molto rispetto alla musica del presente, è tutta un'altra storia ed è vero che la nostra radio è tutta un'altra musica, con i Caffè d'autore, cambieresti mai per me. Complimenti a loro, li trovate facilmente su tutti gli store digitali e su YouTube e naturalmente grazie a tutti voi. Quando mi scrivete per farmi i complimenti non li dovete fare a me, ma
ma in questo caso a loro i caffè d'autore. 4 minuti dopo le 9 del mattino, buongiorno, sono quasi pronto ad aprire le linee telefoniche allo 029294 7222. Più tardi avremo Claudio Borghi Aquilini come ogni martedì, ma naturalmente, visto che stavo svolazzando sul quotidiano Il Giornale e giustamente ci ritorno un attimino per la brutta cronaca. Stiamo seguendo anche in televisione il duplice omicidio di Traversetolo, uccise e seppellì 2 neonati. Perizia psichiatrica per Chiara, la Corte ha disposto l'accertamento, il PM era contrario, in aula anche l'ex della ragazza, lui avrebbe tenuto i bimbi, chiaro che sono quelle tragedie che poi lasciano tanti punti interrogativi, come ha fatto a non accorgersi che era incinta. E poi un'altra terribile notizia, questa volta da Cosenza, nuova tragedia in un parco acquatico, annega una bimba di 8 anni. La piccola avrebbe avuto un malore mentre era in una vasca, la Zise cade in piscina, grave un bambino, e non possiamo che fare semplicemente non dico la romanzina, però magari cerchiamo di fare più attenzione a genitori, parenti o amici eccetera quando ci sono bambini in piscina. Stiamo un po' più attenti? Punto di domanda. Poi chiaro, la tragedia è sempre lì che aspetta, però cerchiamo di non perderli mai d'occhio. Resto sul quotidiano Il Giornale, perché con la scusa che poi tra pochissimo ci sono le Olimpiadi, si parla molto di territorio, non solo sul giornale, per la verità. A pagina 18 però, visto che molti di voi ascoltatori siete della zona del Varesotto, la culla della Lega, a pagina 18 c'è un paginone del Giornale con Gaia Spirito alla scoperta dei territori. Varese e la sua bellezza discreta tra palazzi, giardini e scorci d'autore. Basta uscire dal centro per immergersi nella natura e nella spiritualità del Sacro Monte con le 14 cappelle. Foto bellissime naturalmente di piccole e grandi gite che si possono fare in questi giorni nella zona di Varese e si respira naturalmente tanta buona aria della Svizzera. Terrorislam, siamo invece sul quotidiano Il Tempo, questo è il giornale da regalare all'amico Abdul, magari vostro vicino di casa, ma meglio di no. Francesca Musacchio ci racconta sul quotidiano, l'unico quest'oggi che ne parla, pagina 2, Il Tempo, dalla cellula di Al-Qaeda all'estremista che in TV aveva giustificato gli attentati di Parigi. Nel sottobosco delle moschee abusive di Roma nel corso degli anni, le forze dell'ordine hanno intercettato focolai di radicalismo, predicazioni opache e potenziali minacce alla sicurezza nazionale. Ma se dopo l'11 settembre 2001, data del terribile attentato alle Torri Gemelle di New York, le moschee illegali sono finite nel mirino delle forze dell'ordine, con l'avvento di ISIS l'attenzione si è spostata anche sul web. Tuttavia, secondo fonti del Viminale, il monitoraggio di questi luoghi resta costante ancora oggi, anche per questioni legate all'ordine pubblico. Non è solo una questione di permessi edilizi e di norme sanitarie, è una questione di controllo, sicurezza e in casi estremi di legalità. Negli ultimi 25 anni questi luoghi sono finiti più volte sotto la lente dell'antiterrorismo, poche operazioni mirate ma rivelatrici. E qui ce n'è una sfilza di esempi, dal caso Osman Hussain, uno degli attentatori di Londra del 21 luglio, agli ultimi arresti di Roma. Un dossier del Viminale svela cosa avviene davvero nei centri islamici illegali, tra jihadisti e imam che minacciano lo Stato. E questi sono esempi, ragazzi, ma effettivamente ve li trovate anche sotto casa ormai questi esempi. Attenzione, posso dire, attenzione sicuramente anche alla casella delle poste, perché pare sia una moda e già vi ritrovate nella casella delle poste il messaggio dell'imam che ti invita, molto gentilmente, sono sempre gentili, ti invita a convertirti.
E non era mai successa una cosa del genere, che l'imam invitasse la gente a convertirsi via posta. E infatti proprio lo scorso weekend c'erano delle belle prime pagine sui quotidiani parlando di questo. Che cosa c'è? C'è ancora l'imam al telefono. Cioè, ma perché non chiama Radio Popolare? Me lo spieghi questa cosa? Deve chiamare noi. Dai, sentiamo. Pronto? Islam raggiunge tutti i posti del mondo. Certo. Dove arriva la luce, dove arriva il buio, adora il tuo Signore finché ti arriva la certezza, il yaqin, la morte. Noi dobbiamo farle ricordare a queste persone che arriverà la morte. Ma per favore, ma per piacere, arriverà la morte, certo, arriva la morte e soprattutto si abbracci certe religioni, ma stiamo scherzando, ma si scherza, siamo spiritosi, apriamo anche le linee, dai, perché questa cosa che l'imam mi chiama ogni mattina 0292947222 e vi faccio vedere anche la prima pagina della Verità dello scorso weekend, c'è posta da Allah. Convertiti. A Mestre nella cassetta delle lettere anche dispense di propaganda religiosa, così andrà in paradiso. Cisint, l'unica che ha coraggio di parlare della Lega, vogliono imporci la loro cultura. Chiaramente un tempo c'era l'amico comunista, giornale comunista, che ti citofonava, io lo facevo anche entrare, gli facevo vedere il mio guerriero con lo spadone e lui non parlava più. Oppure chiaramente c'erano anche i testimoni di Geova. Quanto mi mancano i testimoni di Geova, adesso sono solo fuori dagli ospedali, non vengono più neanche a citofonarti. Tra poco arriverà Abdul a citofonarti. 0292947222. Ho parlato troppo? Adesso parlate voi. Pronto? Sì, ciao Sammy, sono il Walter. Scusa se chiamo anche oggi, prego. ma ieri chiamavo per dire battute, oggi chiamo un po' più serio. Walter serio. Che Marco, il nostro Marco, ci facesse un sinottico dell'attuale situazione. Spiego meglio. Bonus, io sento parlare bonus, sento una componente della Commissione Lavoro che parla di bonus. Ci avete rotto i coglioni, la destra non deve lavorare sui bonus, deve lavorare sulla riduzione delle tasse a tutti. Basta, questo è quello che vuole il popolo. Ma poi come si fa in un momento simile, dove vedi in qualsiasi città, una volta sai, magari non lo scrive al giornale, la gente non sapeva, tu apri Facebook, apri qualsiasi social, vedi risse di extracomunitari, clandestini, sa il cazzo cosa sono, ma chiaramente mantenuti da lui, perché magari stanno in un centro per minori dove noi paghiamo personale, mangiare, bere, dormire, che si massacrano in mezzo alla strada. Se per caso capiti in quella zona, magari ti arriva una coltellata, è tranquillo. L'altro giorno una persona seduta sulle panchine si è presa 3 coltellate così, perché era seduto sulle panchine. E il governo di destra cosa fa? Vara il piano per 500.000 immigrati. Ma la sconnessione totale che c'è tra chi sta a Roma, e lo dico forte, a Roma, anche chi si è comprato la villa sulla antica e si chiama Matteo, tra virgolette, volevo dire, la sconnessione è totale. Per le bollette, quando ci vengono a dire che saranno più chiare, sono già chiare oggi. Metà del prezzo della bolletta sono tasse, non è l'energia che costa, sono le tasse che applicano sull'energia. Cioè non è che se io ti faccio vedere le fotografie di come te lo pianto il Bell, sei più abituato a farlo. Oggi è così, sono le Bene. Ok, abbiamo capito, Gesù ti ha punito perché dici le parolacce, ma ci mancherebbe altro, ognuno può dire e fare quello che si si rimane in radiofonia. Io ti rispondo con pagina 6 del quotidiano Il Tempo, a proposito certamente di questo nuovo decreto flussi, ricordando prima di tutto che c'è un'Europa che ci guarda e che sta anche abbracciando le scelte che sta facendo l'Italia, quindi non è che possiamo fare l'Orban della situazione. Pagina 6 del Tempo, sì del governo a 500.000 regolari, ma i giudici premiano i clandestini. Dal Consiglio dei Ministri ok al decreto flussi, nel 2026 arriveranno per lavorare 165.000 stranieri autorizzati. Tutto questo mentre l'organo della Cassazione critica il DL sicurezza e il patto Italia-Albania. L'esecutivo tira dritto sui suoi provvedimenti.
Chiaro, molti dicono non bisognava fare neanche questo decreto flussi, ma così facendo date poi una buona argomentazione alla sinistra per blaterare ulteriormente e anche all'Europa, che poi andrebbe a braccetto con la sinistra. E poi ribadisco e discoriba, forse davvero abbiamo bisogno di questa manodopera? Lo chiedo col cuore in mano, con la mia valvola artificiale in mano. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Bravo che hai detto tutto tu, nel senso che noi siamo in Europa e quindi gioco forza dobbiamo fare la faccia buona anche se non ci piace, soprattutto la Meloni per stare in equilibrio, avendo noi un debito pubblico pazzesco. Io con questo non la giustifico, semplicemente io credo che la Meloni ormai abbia un partito movimento che non è molto distante dal PD, anche per appunto le pressioni che subisce l'Europa. Per quanto concerne il discorso dei 500.000 ingressi, è vero che noi abbiamo bisogno di lavoro, il problema è che quelli che entreranno sicuramente non saranno molto diversi dai clandestini. Allora, in Italia, da quello che so io, abbiamo la Fincantieri che non ha italiani, ma sono quasi tutti bangladesi. E nel milanese, nel bresciano, hanno bisogno di operai meccanici e gli italiani sono veramente pochi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ormai in Italia, secondo me, molti ventenni, trentenni, che non hanno alcuna specializzazione, per tutta una serie di ragioni, date anche dall'educazione familiare, che il mio bambino e la mia bambina sono i più bravi del mondo, anche se invece sono delle zucche vuote. Certi lavori non li devono fare. E infatti gli italiani certi lavori, anche se non possono fare il lavoro impiegatizio, li vogliono fare. Quindi in certo modo a fare l'operaio metalmeccanico, andare in campagna, molti non ci vanno. L'ultima cosa sugli immigranti e sugli islamici. Qualche settimana fa ti racconto di Mantova, quindi non Milano, non Bologna, non Roma, non Napoli, eccetera. Mantova, una città di 50.000 abitanti, in pieno centro, un sabato mattina, passa una signora musulmana col velo, piuttosto giovane, avrà avuto 35 anni, e davanti a lei, qualche metro più avanti, c'erano due ragazzine sui 10-11 anni senza il velo. Dall'altra parte arrivano due giovanotti musulmani dai 20 ai 30 anni, fermano le due bambine, le due ragazzine, le dicono qualcosa, al che fermano la mamma che li rimprovera e loro gli fanno il gesto di mettersi il velo. Ora ti mandano i messaggini a casa educati, tra qualche tempo ti verranno a fermare per strada e ti diranno: Ciccio, o ti islamizzi o troverai dei problemi. Ciao Selli, grazie. E sempre grazie ai nostri ascoltatori che ti fanno una fotografia di quello che accade. Giusto scegliere noi chi entra, solo i flussi regolari, stop ONG e barconi illegali. È vero Silvio, è vero, questa alla fin fine è la narrazione giusta. Poi chiaramente di queste persone che entrano, però è capitato negli scorsi anni che di molti si perdessero le tracce e facessero altre cose meno regolari, ma chiaramente questo è stato proprio segnalato dalla Premier e qualcosa di importante si sta facendo su questo fronte, spalmando dal punto di vista regolare e regionale l'afflusso di questi immigrati. Quindi sono le regioni, ogni zona d'Italia che decide quanti immigrati ci sono bisogno. 0292947222. Pronto? Pronto, ciao Sammy, bentornato innanzitutto e tanti auguri. Grazie. Io volevo fare una considerazione. Io sono un vecchio di 80 anni, quindi ho una mentalità un po' vecchia. Però io dico questo, in Italia nascono circa 650.000 bambini. Mi risulta che 450.000 giovani abbiano fatto la maturità, quindi hanno studiato fino a 18 anni. E gli altri fino a 16 anni devono studiare. Ma come pensi che possa lavorare la gente e possa occupare certi posti che peraltro vanno occupati? La Costituzione più bella del mondo dice che le scuole sono aperte ai capaci e ai meritevoli, non le scuole dell'obbligo e le altre. E invece qui si parla di diritto allo studio
e per fare il lavoro più stupido ci vuole un diploma o una laurea. Ti faccio un esempio, è stato proposto per chi farà il vigile a cavallo nei parchi di Milano la laurea in veterinaria. Allora, in questo modo, per forza, i nostri giovani non imparano a lavorare, c'è bisogno di manodopera dall'estero. In più, se leggi un bel libro di un certo Luca Ricolfi, che è professore di analisi dei numeri all'Università di Torino, anzi era adesso in pensione, il 60% della popolazione italiana vive con un tenore di vita abbastanza alto. Sento giovani che passano l'estate tra la piscina, il campo da tennis, lo spiaggia, eccetera, eccetera. E certo poi manca chi raccoglie i pomodori. Dico bene o dico sciocco? Dammi un consiglio. Grazie. Grazie ai nostri ascoltatori sapienti e un saluto a tutti gli immigrati veterinari che stanno per arrivare nel nostro paese. Spererei che ne venissero espulsi altrettanti indesiderati, scrive Luciana da Mugiò. Sì, ci proviamo, che quelli poi scappano dalla rampa dell'aereo, non so. Beh, di bello lavorare alla radio di Confindustria, che si può istigare i terroristi di Charlie, ecco, a fare un attentato a una radio concorrente. Oh, Gian, ti ricordi? È vero, c'era il Parenzo che aveva istigato, scherzando naturalmente, qualche anno fa a fare un attentato a Radio Padania Libera perché trattiamo male i musulmani. Me la ricordo sta cosa, poi naturalmente si scherza, eccetera. Chi ha orecchie per intendere intenda. Sì, riprendendo, Gian riprende chiaramente oggi Cruciani da tutte le parti perché ha scritto un libro, ha fatto tanti soldi nella radio dei potenti dicendo le cose che diceva e dice Sammy Varin, certo, prendendoci in giro, facendo soldi su questa cosa, ma giustamente voce importante, autorevole, e ci vuole per far fronte a determinati personaggi in televisione. Ancora una chiamata 0292 94 7222. Pronto? Il mio piacere è dovuto a Sammy, vero. Sono Nando. Ciao. Senti Sammy, non so se te ne sei accorto, ma è tornato il partito di Bibbiano. Orco. Ti racconto quello che è successo a me quando avevo 6-7 anni e dopo la morte del nonno, mia nonna mi ha portato a conoscere i suoi parenti in Veneto. Per un mese ho vissuto in una cascina diroccata a Mareno di Piave. C'era un ruscello di acqua sorgiva che si poteva bere, c'erano tanti alberi da frutto, c'erano le oche, le anatre, le galline faraone, galline padovane. Dopo un mese lì siamo andati giù a Chignolo Po, il paese dei bisnonni, dove ho vissuto tutti gli anni per 3-4 mesi l'anno in una casa senza gabinetto, senza acqua corrente, con la stufa a legna. Sono i ricordi più belli che ho della mia vita. E allora vorrei che la Lega intervenisse, perché è osceno che il partito di Bibbiano porti via i figli a un padre che li ha portati a vivere in una cascina in mezzo al verde invece di portarli al Gay Pride. La Lega lo deve difendere questo papà, cazzo, se no mi incazzo di brutto. Ciao. Certo, ricordando che in quella zona vige il silenzio assoluto, vi ricordate la frase parliamo di Bibbiano? Adesso sono in pochissimi quelli della Lega, appunto, che provano ancora a parlare di Bibbiano. L'Islam moderato non è mai esistito, scrive Marco da Milano, e io non sono assolutamente d'accordo. Qualche islamico moderato sicuramente c'è anche un messaggio audio sul cursore, sentiamo che cosa dice. Buongiorno Sammy, Buona. Sono Alessandro da Firenze. Ciao. Allora sì, intanto sugli immigrati io ho dei fortissimi dubbi che noi riusciamo a gestire 500.000 nuovi arrivi, mi sembrano veramente tanti, e conoscendo la nostra atavica impreparazione nel gestire le cose da buoni italiani, la cosa mi fa abbastanza paura. Però volevo che tu dicessi due parole sulla indicazione che ha dato la Cassazione sugli sgomberi in 24 ore. Cioè, loro hanno detto che in 24 ore non si può fare lo sgombero, anche se l'occupazione è abusiva, della prima casa, perché bisogna capire l'equilibrio psicologico di colui che ha occupato la casa. Io questo lo trovo assurdo. Cioè,
vorrei davvero 2 parole da te e da eventualmente i tuoi ospiti. Grazie. Hai fatto bene a lanciare questa cosa, perché è chiaro, equilibrio psicologico, se ci guardano un po' in faccia e ci parlano un attimino, tutti quanti siamo un po' squilibrati, e ci vuole poco a diventarlo oggigiorno. Se occupi una casa, fai un reato e puoi essere squilibrato quanto vuoi, se hai bisogno di cure e ti fanno curare. Santa polenta, però veramente vi ringrazio per mettere sul tavolo queste argomentazioni. 0292947222, questo è il momento riservato a voi. Certo, potete entrare in onda tramite telefono oppure tramite WhatsApp inviando un messaggio anche audio al 340 6709 659. Pronto? Ciao. Uela. Tutto bene? Grazie, abbastanza. Sei pronto per martedì prossimo? Aspetta che non so cosa succede martedì prossimo. Cosa succede? Guarda la data. Non ho il calendario. Cosa succede? L'8 di luglio. Porco cane, basta, fai cadere questa telefonata, fai cadere questa, mi ricorda la realtà, l'8 di luglio, che è una giornata particolare perché compie gli anni un fracco di gente l'8 di luglio, e forse anche qualcuno di voi. Grazie. Ancora una segnalazione dal tempo, state lì, non mettete giù la telefonata, state lì. A proposito di Varese, sì, è una coincidenza, ma giustamente si avvicina Milano Cortina 2026, così si scopre la regione. Facci vedere, Francesco, un attimo la pagina del quotidiano Il Tempo, perché uno dice il Tempo è di Roma, e no, a pagina 15 l'avvicinamento alla competizione olimpica diventa motivo di conoscenza dei territori. Milano Cortina 2026, così si scopre la regione. Itinerari, borghi e manifestazioni per apprezzare il vero volto della Lombardia. E guarda un po' qua di spalla, viaggio nelle regioni d'Italia, Varese, la città giardino che accoglie tra verde e luce, dal Palazzo Estense al Lago Maggiore fino agli eremi ricchi di spiritualità, dove il tempo rallenta. Bellissime queste pagine, non solo su Varese ma anche su Lecco. Qui la terra ispirò Manzoni. E ancora, oddio, Missoltini, amor polenta per la delizia dei palati. Quanto tempo che non mangio i missoltini! Tra le specialità da gustare, i formaggi valsassinesi. Ragazzi, una bellissima idea, approfittare di Milano Cortina e intanto fare un giro nei territori. Vai, il più veloce entra in onda, 0292947222. Pronto? Pronto? Sono io? Uela, sei tu? Oh, meno male. Sono Adriana. Ciao. Senti, bentornato. Un abbraccio, Adriana, grazie. Senti, caro, io ho bisogno da te un'informazione. Il conto corrente per un eventuale per un contributo è sempre 376-71294, sempre quello, siamo sempre quello, noi. Perché mi era venuto un dubbio, siccome l'aveva fatto mia figlia, e siamo dicevo, noi. Io adesso non mi ricordo più se era questo qua. Niente, me lo confermi? Io te lo confermo e ti abbraccio e abbraccio tutti coloro benissimo. No, grazie. Infatti avevo telefonato a Zeva e Zeva ha detto chiedi a Sammy quando rientrerà. Sì, grazie. Per cui bentornato veramente di cuore. Ciao. Grazie a tutti i vecchi e nuovi ascoltatori di questa radio. Chi vi parla fa radio da quasi 50 anni, quindi ci sono anche quelli delle altre radio degli anni 80, ma chiaramente noi campiamo anche attraverso le vostre sovvenzioni e non vi chiediamo mica soldi, bastano 5 euro. Conto corrente postale 37671294, fin dai tempi che ci chiamavamo Radio Padania Libera. 37671294. Fate la coda in posta quest'oggi che fa bel freschetto e donateci anche fossero solo 5 euro. Chiaro che adesso siamo tutti più internetari, si va sul sito radiolibertà.net, cliccate sostienici e poi abbonati, e anche qui bastano 5 euro per far sorridere Sammy Varin. Grazie. Pronto? Ciao. Buongiorno. Buona giornata e buon lavoro, sono Mimmo. Grazie Mimmo, vai. Senti, io ti volevo dire, è venuto un mese fa, il segretario è venuto qui a Napoli
e ha detto che sarebbe ora di fare l'aeroporto intercontinentale di Grazalise, perché tutto il sud non ha un aeroporto intercontinentale e c'è un indotto di minimo di 200.000 posti di lavoro, perché non si può assolutamente avere un aeroporto con 13 milioni di passeggeri, terzo aeroporto italiano, che in questo momento, che noi sappiamo, sai benissimo, viviamo di turismo, e non si può tenere un aeroporto in mezzo a 2 supermercati, è impossibile, proprio in mezzo ai supermercati. Il Capodichino è saturo dal 72, sono 50 anni che non si possono tenere più una situazione del genere. Inoltre la sofferenza di 500.000 di persone che vedono 400 volte passarsi sulla testa al giorno, 400 volte al giorno gli aerei, e se ne è accorto, l'ha visto molto bene il segretario Salvini, è venuto qui, se ne è accorto, l'ha detto pubblicamente, e vale 8 volte o 10 volte il ponte di Messina. Non sono in concorrenza, ma soprattutto c'è la necessità assolutamente di dare lavoro sul posto qui alle persone, perché il turismo è scoppiato qui al sud in tutta la sua grandezza. Ora scusa se ho fatto questo appello, perché sembra utilizzando, sai che vi seguo, quindi utilizzando questo sistema si ha la possibilità di dare un riflettore su una situazione ormai insostenibile. Non si può tenere un aeroporto, tra l'altro è internazionale e non rispetta manco gli accordi IATA, perché dovrebbe aprire alle 7 di mattina e chiudere alle 23. Invece in piena nottata ti alzo dal letto perché l'aereo ha fatto un ritardo per qualche motivo e alle 3 di notte ti fa saltare dal letto. Grazie caro, grazie davvero di questa segnalazione e lo sai, la nostra è una radio ascoltata molto dalla politica di centrodestra, ma non soltanto. È chiaro che bisogna fare coalizione, bisogna fare squadra con la politica, ma queste sono le segnalazioni, le urla di dolore dei nostri cittadini da nord a sud e noi siamo qui per ascoltarle. Da Sammy Varin per il momento è tutto. Sì, me ne vado, ma non vado da nessuna parte. Alle 11 sarò ancora qui per proseguire la rassegna stampa con i vostri messaggi e le nostre segnalazioni. A più tardi.